Ma bro, lo stanno chiamando la polizia. Ma si faccio Ma almeno potevo andare in bagno a farlo. no, ma almeno farlo da qualche altra parte. Ma non davanti a tutti! Un video diventato virale sui social, quello girato da alcuni studenti ieri alle 13 nei pressi della stazione delle Corriere di Oderzo. Le immagini parlano da sole. In 40 secondi si vede un ragazzo di spalle, cappuccio in testa, intento ad iniettarsi nel braccio una dose di droga. Tutto questo in pieno giorno davanti agli occhi increduli di decine di persone, soprattutto giovani, di rientro da scuola. Ma le sfighe, io non l'ho mai visto. con la polizia. Non partire, per favore. Bro, ma guarda come stanno guardando. Per i ragazzi che ogni giorno transitano all'autostazione si tratta di una vecchia conoscenza. Io stavo tornando da scuola e ho visto questo tossico, possiamo dire, e stava facendo un giretto qua in zona, poi l'abbiamo visto qua che aveva la siringa che stava inserendo il metadone dentro in vena e ha fatto un certo effetto, cioè mi sono proprio venuti i brividi quando ho visto e non mi è piaciuto. Una volta c'è stato anche un episodio quando stavamo venendo in treno verso scuola che era fattissimo praticamente. Ma sempre la stessa persona? La stessa persona che stava girando per il treno, stava vagando per il treno con una merendina in mano che la voleva offrire a tutti, però tutti la rifiutavano. E poi era lì seduto che si guardava dentro i genitali e tutto, che stava dando un fastidio assurdo a tutti i ragazzi. Non è la prima volta. Ieri si è inginocchiato davanti a me e mi ha chiesto se volevo sposarmelo. Abbiamo chiamato i carabinieri. Sul posto poco più tardi è arrivata una pattuglia dei carabinieri, ma nel frattempo l'uomo si era allontanato. Questo caso è seguito dai nostri servizi sociali, dal SERT e dal Centro Salute Mentale, ma intervenire è difficilissimo, spiega il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato. Spero che il ragazzo si lasci aiutare perché senza la sua volontà non abbiamo strumenti per farlo. È indispensabile insistere con il lavoro di prevenzione anche nelle scuole, ma è una cosa che si fa da anni e purtroppo nessuno ha la bacchetta magica, conclude la prima cittadina.